Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Dunque, sabato 13 marzo ci vediamo per gli ultimi giorni quasi semi-liberi per poi iniziare questa nuova ondata da zona rossa. Come sono inquadrato qua stamattina? Vabbè. Allora, buongiorno, bentrovati a tutti. Chi c'è? Salutiamo, siete in tanti. Condividete, mi raccomando. Buongiorno Gianluca. Ciao Aldo, buona giornata. Ciao Giuliana, Fede. Buongiorno, mitico, dai che stiamo chiusi a Pasqua per salvare il Natale, ecco Aldo, ormai proviamo a sorridere, ieri sera abbiamo cercato anche di sorridere nel corso di ring perché ormai sta angoscia imperante, è una cosa insopportabile, è stata una puntata anche un po' tesa per chi ha visto, è sempre un piacere sentirti dire la verità, grazie Giuliana, insomma, noi raccontiamo la nostra rassegna stampa, dai Ferdi che devo andare dal barbiere, Andrea, prima che chiudano, non se ne può più. Beatrice, sono con te. Ben trovato, carissimo Franco, anche a te. Ornella, buona giornata Ferdinando. Sabri, il Veneto è la locomotiva del nord-est, fa male dirlo, ma questo virus si sta togliendo perfino i binari. Sì, un macello. Sergio, Riccardo, Maria, non ne possiamo più, tutti così, con le reazioni le vedo al rosso imperante nelle prossime ore. Ciao Nirvana, ciao, sì, grazie Sergio. Buongiorno da Rosso Friulano, esatto, bravo. Anche Violana, si devo ammettere che amo i rossi toscani più che quelli piemontesi, è un'eresia dire questa cosa, ma insomma, buona giornata. Andiamo veloci, che adesso vi leggo i giornali insieme, poi facciamo un'analisi un po' su quel che sta succedendo. Allora, questo protocollo delle cure domiciliari, quando partirà anche in Veneto, quando parte in Italia praticamente, perché il governatore non ne parla? Perché siamo a quella cosa ridicola fondamentalmente quasi per tutti ormai, tranne cos'è il Piemonte che ha delle cure vere domiciliari, che è quella del prendere a tachipirina e basta. Mitico, il nostro psicologo Marco Pangos, l'unico sport che possiamo fare è la scherma. Lo schermo, cioè quello televisivo più che altro. Che dice Simone, ciao Ferdinando, avremo più modo di seguirti, ora Lavarino puoi farlo a qualsiasi ora, vero? Dopo aver fatto il sondaggio, a che ora? Ragazzi, non riesco a finire. Buongiorno direttore, tanta fame di normalità, tornare in stadio quando, Andrea? A tifare, fammi vedere. Lì all'Arbardati, vedo dalla foto di Triestina, buongiorno, cos'è Matteo che dice ancora? Ultimo, poi cominciamo, Ursula rassicura Draghi, non preoccuparsi del vaccino AstraZeneca, intanto Danimarca e altri paesi sospendono la fornitura, anche noi abbiamo ritirato quell'otto, sono rassicurazioni o siamo ostaggio dell'Europa? Bisogna guardare i numeri, adesso ne parliamo Matteo, dopodiché è chiaro che purtroppo le reazioni ci sono. Allora, ieri è tornato a parlare Draghi, lo ha fatto, per chi se lo fosse perso, per la seconda volta in un mese, perché ne parlavamo ieri prima di Ring in una diretta che abbiamo fatto con Gianluca Paladin dopo TG a Tele4 e facendo i rapidi conti fondamentalmente è un mese di governo Draghi e in un mese di governo Draghi cosa è cambiato? I ristori non sono arrivati, adesso ne discutono, ieri ha annunciato altri 20 miliardi, però se c'è la necessità della rapidità per aiutare le imprese, per trovare nuovi fondi. Adesso si parla del congedo e del babysitting, con tutte quelle espressioni inglesi utilizzate ieri dal Premier Mario Draghi, insomma con una serie di nuove iniziative, quindi paccate di miliardi ancora, mentre ieri per la prima volta abbiamo superato abbiamo abbattuto il muro delle 200.000 vaccinazioni al giorno. Ecco, bene, tanta grazia voglio dire, però il problema è che dovremmo già essere a 500.000 in un mese di tempo, ma purtroppo mancano le dosi. Io sono sicuro che essendo la priorità, noi tutti ci aspettavamo che per tornare alla normalità ci fossero già 500.000 di vaccinazioni ogni giorno. Niente, ieri era una notizia il fatto che avessimo superato finalmente le 200.000 al giorno. Questo è il dato. Ieri mi piace quando parla a braccio Draghi, lo ha fatto all'inizio, poi questo suo discorso molto breve, appunto in cui ha annunciato, vi ho detto, altri fondi perché molti dovranno stare a casa, perché da lunedì con larga parte dell'Italia in zona rossa e stiamo già impazzendo con le risposte, ovviamente ai tanti che chiamano in diretta TV, ci scrivono e via dicendo, è vero che sarà un problema molto per le famiglie, no? Di nuovo, e quindi come badare ai propri ragazzi e non solo le babysitter, se devo lavorare allora i soliti
soldini che devo spendere in più, tutte queste preoccupazioni che agitano i tanti. E due aspetti ulteriori che ha detto ovviamente Draghi: ne usciamo con il vaccino, quindi uno vaccino, e due contratto per la produzione nel nostro paese. Finalmente, ma adesso saremo chiusi, tanto lo saprete, fino a Pasqua, perché è inutile che pensiamo e speriamo di fare 2 settimane soltanto e riaprire in parte la settimana che poi ci porterà a Pasqua e quindi la zona rossa del tutti chiusi. E quindi temo che si andrà dritti fino a Pasqua, speriamo che i dati migliorino. E a proposito, ora vi leggo i titoli dei giornali, il Friuli Venezia Giulia, lo riporta il Piccolo oggi, è secondo solo alla Lombardia per incidenza dei casi sul territorio, e quindi addirittura 412 contagi, numeri già raggiunti, ve lo voglio ricordare tante volte, ogni volta, numeri già raggiunti, perché i criteri sono peggiorati, perché si va in zona rossa non più con l'1,50 ma con l'1,25 di RT, numeri anche questi dei contagi per 100.000 abitanti già raggiunti. Il Veneto arrivò quasi a 1.000 per 100.000 abitanti, ecco. Il Friuli Venezia Giulia in questo momento è secondo in Italia con 412 contagi ogni 100.000 abitanti, e questo vi dà già il senso di un'emergenza che c'è, che purtroppo riempie gli ospedali, ma che è meno rispetto alla seconda ondata di novembre e dicembre, però non ce lo dicono. Caro Ferdinando, la mia grande preoccupazione sono i bambini privati di tutto, verissimo Cristian, mai mollar, bravo. Andrea, Ursula ha appena detto colpa degli stati. Certo, mai colpa sua, che ha ammesso di essere stata un po' troppo entusiasta. Sabri che dice: incominciamo a preparare i testi delle canzoni per arrivare preparati al Balcon Contest di Pasqua. Sì, zitti e buoni la canzone da cantare. Ma perché non possiamo fare anche noi come il Piemonte, avere le cure domiciliari? Non ci sono le religioni, adesso lo passiamo dire ogni festività saltata. In che modo? Che cosa vuol dire? Non lo so. Torneremo arancioni tra un mese, non prima, non illudiamoci. Beh, Franco, dai, se è così è follia, perché oggi è il 13 marzo e francamente ad aprile, dopo Pasqua, io spero davvero che con molte vaccinazioni e il bel tempo potremo tornare a goderci le nostre città. Allora, cosa dice il Gazzettino? Dov'è? Il Nord-Est torna rosso, è il titolo di apertura del Gazzettino, ma in realtà è molto più bella la fotonotizia che mette al centro il Gazzettino, se riesco ve la faccio vedere, con una foto di Venezia isolata, e quindi ancora questa città che paga in particolar modo. Dopo l'Acqua Granda non si è più ripresa. Avete visto che anche l'articolo del ristorante di fine 800 con la lunghissima tradizione che chiude è stato ripreso anche da Repubblica, insomma, per chi l'ha letto ieri. Eccolo qua, ci risiamo. Piazza San Marco, il Paron, lo vedete inquadrato laggiù, il campanile di San Marco, e ci risiamo. Questo è il titolo più azzeccato. Un anno dopo, non è lockdown, si lavora, per carità, le aziende sono aperte, va bene, però tutti in casa un anno dopo. Corriere, stretta sul virus, record e divieti. Poi Repubblica dice: Draghi, triplicare i vaccini e 20 miliardi di nuovi aiuti. Infatti l'obiettivo è di triplicare i vaccini, più spero 600.000 dosi al giorno che 520.000. Il Piccolo, scuole, bar, spostamenti, cosa cambia? Perché adesso è un vero macello, e lo diciamo subito. Il Corriere del Veneto, boom di contagi, il Veneto rosso. Questi sono un po' i titoli del Nord-Est. E poi ovviamente il fatto che vi dicevo poco fa, che ci stanno inondando di telefonate, perché io non so se la pensate un po' come me, però l'impressione è questa, cioè che fino ad adesso il giallo, l'arancione, non è capitato più di andare in rosso qui a Nord-Est, insomma nell'ultimo anno, però è vero che un po' seguivamo le regole, ma nel senso che se c'era il bar aperto faceva solo asporto, ci adeguavamo, lo scoprivamo magari andando lì al bar, ma mi devo allontanare, ho preso il caffè, cioè quell'attenzione che abbiamo avuto nella prima fase di un anno fa, chiaramente è un po' andata a scemare, perché troppe regole, troppi cambiamenti, troppo plus, troppo giallo rafforzato, arancione rafforzato, tutto quel macello che poi ci ha confuso. E l'unico vero cambio, e forse l'unica vera efficacia
che può avere, questo dovrebbero impararlo magari chi ha governato e chi ci governa anche adesso, è il rosso. Il problema è che il rosso adesso è insopportabile. È insopportabile. Quindi l'unica vera efficacia rispetto ai danni che crea l'economia l'arancione sull'efficacia nella lotta al virus è il rosso, che crea danni all'economia ma almeno ha un'efficacia. Il problema è che adesso, un anno dopo, francamente non lo sopportiamo. Però ci adeguiamo, da lunedì si è in zona rossa e quindi bisogna portare pazienza, speriamo 2 o al massimo 3 settimane come immagino. E detto questo, continuano a telefonarci. Una cosa stramba in effetti è quella che chiudono i negozi, domani lo fanno molti, pur essendo domenica, apriranno per cercare di smerciare gli ultimi materiali, però si va a correre con la mascherina. Cioè, da lunedì, hanno detto, lo rispondono tutte le FAC, almeno in queste ore, fino a che non dovessero esserci mai modifiche, non solo camminare per fare un po' di sport, camminata veloce come facciamo noi, però il correre per chi va sulla Restera a Treviso, per chi va sugli Argini a Padova, per chi va a correre a Barcola o sulla pista del treno a Trieste, ci deve andare con la mascherina. Quindi corre con la mascherina, perché non ci sono evidenze scientifiche, dicono, dal governo che faccia male sta mascherina. Per chi fa sport, vediamo un paio di messaggi, cosa dice? Eccolo qua, vedi, appunto, Pippo, il Piemonte non usa solo tachipirina per le cure a casa, esattamente quello che dicevamo poco fa, mentre gli altri è questo l'indicazione. Torneremo arancioni tra un mese, non prima, non lo diamoci, questo l'avevo già letto di Franco. Aldo, sai cosa ha detto Ursula Draghi? Mario, stai sereno! Ma non so tra i due chi conta di più, però insomma è chiaro, lei è la Presidente della Commissione Europea. Edo, dopo un anno punto a capo, Europa fallimentare, governo che gira in monopattino e sedia a rotelle, gente a casa senza lavoro con ospedali saturi. Edoardo, l'abbiamo intervistato l'altro giorno, è uno di quelli che il vaccino, come diamine si chiama ogni volta, ABV2856, lo ha preso essendo rappresentante delle forze dell'ordine, sindacalista che scrive per il sito ferdinandavarino.it, lo dicono tutti gli esperti, se non si è avuto la reazione avversa, diciamo, forte o lieve, come nella stragrande percentuale dei casi, nell'arco di 3 giorni bisogna stare tranquilli. È chiaro che questo non ci basta, no? Che stato di M, solo perché non arrivano i vaccini vi mettono nel rosso, ma tutti sti miliardi dove li prendono? Con i cicli di tamponi elevati a farlocchi, i dati saranno sempre non veritieri, i cicli devono essere tra 25 e 30, non 35 e 40 come fanno adesso, dice Pippo. Allora, torniamo all'AstraZeneca, perché il giorno dopo ci sono centinaia di rinunce. Racconta in particolar modo il gruppo GE di oggi, il Corriere del Veneto, il Gazzettino anche, perché a Treviso, e lo fa sapere il direttore dell'ULSS Benazzi, un terzo di quelli che si dovevano vaccinare tra i prof ha rinunciato, quindi per questa psicosi, per questa paura, per questa paranoia. Le reazioni, lo dicono tutti gli esperti, sono 1 su 100 e nel 93,6% dei casi è lieve. È chiaro, lo dicevamo anche ieri sera in diretta, che per una famiglia che vive quel dramma come le 2 famiglie siciliane in questo momento, l'incidenza è 100%, cioè un dramma assoluto e vogliono andare fino in fondo, e questo sia è sacrosanto. 500.000 dosi di questo lotto in tutto il mondo, 250.000 dedicate all'Italia, lo ricordo, ABV 2856, e 20.500 erano destinate al Veneto. Di queste 17.276 inoculate, cioè quasi tutte, esattamente come il Friuli Giulia, lo ha detto Riccardi l'altra sera a Ringa, cioè di 5.000 destinate al Friuli Giulia, 4.950 erano state inoculate, 3.600 a febbraio, quindi non era successo niente, insomma, come concetto. Le 50 rimanenti sono state invece sequestrate. A Treviso gli insegnanti, 3.000 su 9.000, vi ho detto, hanno rinunciato. I medici di base raggiungono l'accordo, in Veneto anche 6,16 euro a dose, 18,9 invece se vai a fare a domicilio. Il Friuli Giulia ha delle dosi un po' più alte. Cosa dice Aldo? Ci manca il Conte di Tele4, hai ragione, bisogna farlo tornare, ora che non è più Premier, tra l'altro non abbiamo più ospitato il nostro Furia anche fa Conte, ma si è bloccato tutto e ho ascoltato metà. Scusa, va bene, il TAR di Reggio ha condannato i PCM, vero, anche non sono costituzionali, ok, ora capisco perché si continuano a fare e ci mettono ancora chiusi quando il giudice ha detto che non si può chiudere la gente in casa. Brescia deve essere proprio
sfigata, il lotto di AstraZeneca è finito da loro, fatalità? Walter, perché infatti ha fatto un decreto legge, non un DPCM. Mirella, anche Taranto, se parlate dell'AstraZeneca è arrivato un po' dappertutto quel lotto. Quando stappiamo la bottiglia di champagne che hai in vetrina dietro di te, hai ragione, ma io credo che sia vuota. Vado a intuito, ma temo che sia vuota. È un regalo. Allora, i medici di base, vi ho detto, c'è una cosa molto bella, molto curiosa, diciamo, di Ella Lamorgese, oggi intervistata sul gruppo della Stampa, quindi la trovate anche sul gruppo Gedi. La Lamorgese dice: Salvini, rimaniamo della stessa. Adesso ovviamente ho scritto come una gallina, non riesco a capire che cosa ho scritto, ma rimaniamo fondamentalmente della stessa idea, cioè abbiamo uno stesso percorso. Guardate che è molto interessante questa intervista della Lamorgese, anche perché poi cita l'accordo di Malta, cita tutte quelle cose, no, che partite già avevamo capito tutti noi che erano un fallimento, che non sono mai state applicate. Con Salvini nessuna divergenza, ecco cosa avevo scritto. Dice il ministro Lamorgese, con Salvini nessuna divergenza, però aspettate. E partono i controlli capillari ovviamente da lunedì, perché siamo in zona rossa, quindi controlli capillari delle forze dell'ordine. Sull'immigrazione c'è un raffreddamento, giustamente domanda Francesco Gignetti per il gruppo Gedi e La Stampa di oggi. Mi pare che sull'immigrazione ci sia un po' di raffreddamento da parte di tutti, no? Se ne parla più. Qui continua ad arrivare i 15-20 richiedenti asilo al giorno a Trieste, lo raccontiamo sempre nei telegiornali, non ne parla nessuno. Una sorta di raffreddamento, mi sembra di capire. E Lamorgese dice: chi in passato ci criticava, ora va nella nostra stessa direzione. Cioè, come dire, anche quelli lì ci danno oggi ragione. Mi sembra un po' un paradosso, ovviamente, tutto questo indetto dal ministro Lamorgese, che però poi aggiunge un'altra cosa. Lei vuole smentire quel racconto che è stato fatto del processo della Sicilia nei confronti di Salvini, secondo cui lei avrebbe detto che il Conte 1 uguale al Conte 2, quindi c'è una sostanziale continuità anche nelle politiche migratorie, cioè quelle che faceva Salvini, quelle che ha fatto lei. Cita dei dati, attenzione. Non è vero, non c'è continuità tra il Conte 1, cioè tra Salvini, ministro dell'interno, e tra me, ministro dell'interno. I tempi di attesa media di una nave, dice Lamorgese oggi sui giornali, con me si sono abbassati a 2,5 giorni media di attesa, quindi non attendono nulla, dice. E quando c'è stato un po' di ritardo è perché li dovevamo ridistribuire in base all'accordo di Malta che lei incensa. Ricordate la redistribuzione europea, una cosa che non è mai servita, per non utilizzare altre espressioni. Bene, lei dice che dal 28 settembre del 2019, lo dice Lamorgese oggi sui giornali, sono stati trasferiti 1100 richiedenti asilo. Un successo. L'accordo di Malta, e lo dice e lo certifica il ministro Lamorgese, è un successo. Quindi dal 28 settembre 2019 1100 richiedenti asilo. Tutti italiani? Certo, pensiamo così. No, l'89%, cioè 975 partiti dall'Italia verso altri paesi, quindi neanche la totalità di questi, appena 1100. Va bene, molto rapidamente vi dico altre due cose. Leggiamo ancora i messaggi. Gli aiuti per i genitori concreti, perché attualmente non c'è nulla. Ha detto così, insomma, con questi soldini anche retroattivi dovrebbero essere, Alexandra. Così almeno ci hanno detto dopo l'entrata del governo Salvini. Anna, ma chi ci assicura che dopo i vaccini non succederà più nulla? Io non ci credo. Cioè, chiusure? Reazioni? Cosa intendi? Scusa, ma Lamorgese diceva che la rotta balcanica era sotto controllo. Sì, infatti, quando venne qua a Trieste. Caterina, con grande nuova new entry del sito ferdinandoavarino.it, ieri ha scritto un bel pezzo sulle donne. Come gestiamo l'immigrazione irregolare con influenza giuria in zona rossa? Ci devono pensare le forze dell'ordine. 1100 su quanti? Bravo Andrea. Mirella, io non credo alla Lamorgese. Due cose molto rapide. Letta, e abbiamo raccontato, vedo che oggi lo fa anche il Piccolo, questo parallelismo tra Francesco Russo, candidato o non candidato, ancora sindaco a Trieste, lettiano puro, e l'Enrico Letta che torna alla guida del Partito Democratico, quindi cioè che va alla guida del Partito Democratico, si trovano insieme
diciamo, i due reietti, uno contestatore del partito, Francesco Russo, uno che con Enrico Stai Sereno, insomma, venne allontanato con ignominia da Matteo Renzi oggi nel 2014, oggi si riprende la rivincita e Enrico Stai Sereno diventa oggi grazie Enrico. Insomma, questo parallelismo l'abbiamo fatto l'altra sera anche noi a Ring con l'ospitata a Francesco Russo, che adesso immaginiamo a maggior ragione abbia la strada spianata per la candidatura, ma bisogna aspettare che sia lui a sciogliere la riserva. Non voglio vivacchiare, dice Enrico Letta, non cerco umanità, diciamo, non cerco l'unanimità, cioè tutti d'accordo, che è quello che fa sempre il PD, poi appena escono dalle segrete stanze se ne dicono di tutti i colori sui giornali, ma votano all'unanimità così perché ci sia una bella immagine del partito. L'obiettivo invece è quello che lui cerca, la verità tra i suoi compagni di partito. Benetton blocca gli ordini al Myanmar perché violano i diritti umani. Bellissimo. Stefani, il commissario della Lega in Veneto, incontra Matteo Salvini. E secondo me, adesso vedremo, questa è l'antipasto di possibili provvedimenti o il codice etico che lui aveva annunciato a Ring ormai qualche settimana fa, dopo le contestazioni di un qualche leghista perché non ci sono sottosegretari, un solo ministro senza portafogli in Veneto, la Lega non è rappresentata, ma soprattutto affrontano il caso Padova, dove tra i possibili candidati, ma non lo si è mai detto, probabilmente non sarà così, c'è il mitico Bob Marcato, il bulldog Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della regione del Veneto, invece più probabilmente potrebbe essere Andrea Ostellari. Ma cosa nasce tra i leghisti del Veneto? Sono in particolar modo quelli padovani, certo, a creare questo Dream Team, non chiamato così dal commissario Stefani, ma che è composto da Ostellari, il senatore presidente della Commissione Giustizia al Senato, Roberto Marcato che vi ho detto, Fabrizio Boron e Polato, il commissario di Padova. Questi che cosa fanno? Devono evidentemente avvicinare Padova e la Lega al voto del 2022, vado a memoria, per scegliere il candidato. Nessuno di questi, anche se contesteranno quello che dico, è, diciamo, uno zaiano di ferro in questo momento, un po' più legati a Salvini rispetto a Zaia, se dovessimo valutare la temperatura. E quindi sembra molto una manovra di accerchiamento nelle scelte anche del candidato sindaco di Padova nei confronti di Zaia, nella solita tensione tra lui e Salvini, perché Salvini ne teme la leadership. A sto vaccino obbligatorio? No, non è obbligatorio. Rotta balcanica, il problema non sanabile in Italia, ma solo in Europa. Credo di aver letto tutto, grazie, spero abbiate condiviso, ci vediamo sul gruppo Telegram, cercatelo Ferdinando Avarino per tutte le ultime news, sul sito ferdinandoavarino.it e sulla mia pagina di Facebook e YouTube. Grazie a tutti, ci vediamo domani, buon weekend, godetevi l'ultimo weekend di libertà, semi-libertà, e poi da lunedì tutti rossi. Ciao!